poi trasformati in veri e propri furti ai danni di anziani, 14 colpi accertati tra Treviso, Vicenza, Padova e Venezia, una persona arrestata e 4 denunciati, il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a 200.000 euro. Operazione contro la pedopornografia a Treviso, Milano e Monza. Qui le forze dell'ordine hanno identificato le vittime tutte minorenni di abusi da parte di 2 uomini arrestati in Lombardia. Paolo Mocavero, leader di 100% Animalisti, condannato dal Tribunale di Padova per avere diffamato come cacciatore il campione Roberto Baggio, 8 mesi e 10.000 euro di risarcimento. Nuovo vertice, stanziati 4.200.000 euro per il restauro del campanile di Porto Gruaro. Nell'attesa del cantiere, in caso di necessità, ha preparato un nuovo piano di evacuazione. Accordo Italia-Albania, politica veneta divisa sulla gestione al di là dell'Adriatico dei migranti soccorsi da navi italiane. Il centrodestra compatto difende la scelta, il PD chiede un confronto in aula. Legge popolare sul fine vita, al via lunedì le audizioni in Commissione regionale salute. Sarà ascoltato anche Stefano Gelleri, il 50enne vicentino al quale l'ULSS ha autorizzato il ricorso al suicidio assistito. La storia della carabiniera Martina Pigliapoco, che il 4 ottobre di 2 anni fa salvò una donna sul ponte di Perarolo di Cadore. L'Arma di Belluno, protagonisti dell'edizione 2024 del calendario dei carabinieri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Truffe poi trasformate in veri e propri furti ai danni di anziani, 14 colpi accertati tra Treviso, Vicenza, Padova e Venezia. Buongiorno, sua nipote ha causato un incidente, sono l'avvocato, servono dei soldi per la cauzione. La telefonata trappola diretta alle persone più fragili, gli anziani che, spaventati, consegnavano al sedicente legale giunto in abitazione tutti gli averi, dai monili, orologi di valore, denaro. 14 colpi accertati tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a 200.000 euro. L'operazione dei carabinieri di Castelfranco è scattata dopo l'arresto di Mirko Levac, 36 anni di Vedelago, arrestato in flagrante mentre stava tentando l'ennesimo colpo ai danni di un 84enne di Conegliano. Le indagini hanno consentito di identificare i componenti di un gruppo che risultano tutti indagati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri Castelfranco Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, e le attività svolte, in particolare le perquisizioni effettuate presso le dimore degli indagati, hanno consentito di rinvenire e sequestrare una gran quantità di refurtiva, appunto gioielli, orologi di valore, monili, denaro contante, oggetti che oltre a un valore intrinseco avevano per le vittime, spesso appunto persone anziane, sicuramente anche un valore affettivo. Una persona è stata arrestata, altre 4 sono indagate. Una banda specializzata in questi reati che iniziavano con una truffa e poi si trasformavano in furti o rapine. Rolex, anelli, ciondoli, monete e denaro in contante, circa 6.000 euro la somma recuperata. Sequestrati anche i cellulari utilizzati dai malviventi per chiamare le loro vittime. Anziani che venivano presi di mira e controllati prima del colpo. Al polso di uno degli indagati è stato trovato anche un Rolex rubato ad una vittima. Non solo, i militari dell'Arma hanno anche recuperato delle ricevute di alcuni banchi dei pegni a Venezia e Roma. Sono state sequestrate queste ricevute che hanno consentito di operare presso queste agenzie, ovviamente non coinvolte nell'attività di indagine, e quindi di bloccare questi beni prima che venissero ulteriormente alienati. L'appello dei carabinieri a chiunque riconoscesse i propri gioielli. Per noi è importantissimo adesso risalire alle vittime, ai denuncianti, e quindi chiunque riconoscesse questi monili potrà rivolgersi ai carabinieri di Treviso e quindi tornare in possesso, ripeto, di questi oggetti. Un reato odioso che non solo mette a rischio gli anziani per lo spavento della telefonata che ricevono, ma anche per il furto che subiscono. Operazione contro la pedopornografia in Lombardia, vittime anche nella Marca trevigiana. Oltre un anno di indagini che hanno portato alla luce un sistema criminale che aveva l'obiettivo di adescare giovanissimi, sia per produrre materiale pedopornografico, sia per costringere o convincere le vittime ad atti sessuali, con i 2 arrestati, un 27enne dell'Ecuador, rider e animatore in un oratorio, e un 39enne italiano incensurato, impiegato in una ditta di autotrasporti. Nella rete dei 2 sono finiti almeno una decina di minori, identificati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e dai militari della sezione operativa della compagnia carabinieri
carabinieri di San Donato Milanese, tra le province di Treviso, Monza, Brianza e Milano. L'operazione coordinata dalla procura milanese è scattata dopo la denuncia di una coppia di genitori preoccupati per gli improvvisi cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti del figlio adolescente. Una situazione che ha portato i militari ad ipotizzare che il ragazzo potesse essere vittima di un adescamento sulla rete. Nonostante gli accorgimenti tecnici adottati dai due uomini per nascondersi nel web, le indagini hanno permesso di risalire prima al 27enne equadoregno e successivamente al 39enne trovati in possesso di diverso materiale pedopornografico. È stata poi scoperta una vera e propria rete di abusi nei confronti di numerosi minori tra gli 8 e i 17 anni che in diversi casi venivano adescati facendo credere loro di parlare con coetanei, convincendoli così ad inviare materiale pornografico autoprodotto. I due arrestati erano riusciti anche ad incontrare di persona 3 delle giovani vittime, riuscendo a conquistare la loro fiducia consumando con loro rapporti sessuali. Plaude al lavoro delle forze dell'ordine Anna Chiara Sarto di Protection for Kids, Onlus trevigiana che si occupa dei diritti dei minori. Quello scoperto, spiega, purtroppo non è un caso isolato, soprattutto dopo l'avvento dei social. In media 3 sono i video pedopornografici che vengono creati ogni minuto. Più di 500 sono le chat create ogni anno per scambiare materiale pedopornografico. Per l'associazione trevigiana Allarma contro la pedopornografia resta la prevenzione attraverso una corretta educazione digitale. Ci siamo resi conto dell'inconsapevolezza da parte dei giovani anche solo del fatto che, per esempio, detenere per sé materiale pedopornografico sia un reato. Paolo Mocavero, 63enne padovano, leader dei 100% animalisti, è stato condannato oggi in tribunale a Padova per diffamazione nei confronti di Roberto Baggio. 8 mesi, nessuna sospensione condizionale della pena, obbligo di risarcire con 10.000 euro l'ex calciatore della nazionale e di pagargli le spese legali per 3.400 euro. I fatti risalgono al 2018, quando Mocavero ha attaccato duramente in una trasmissione radiofonica Baggio, definendolo assassino perché andava a caccia in Argentina, definendo i suoi viaggi della morte. Scontro tra mezzi pesanti sulla Jesolana questa mattina poco prima delle 7 lungo la provinciale a San Giorgio di Livenza. Uno dei due mezzi è finito contro un albero, entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo rimasto bloccato nella cabina del mezzo e poi trasferito con l'ambulanza all'ospedale. Assistito dai sanitari e portato in pronto soccorso anche l'autista del furgone. Restiamo nel veneziano. Stanziati oltre 4 milioni di euro per il restauro del campanile di Porto Gruaro, previsto anche un piano di evacuazione. Il campanile del Duomo di Porto Gruaro pende sempre di più. Non è una novità. La torre campanaria, monitorata da 20 anni dall'Università di Trento, si muove di circa 2 mm all'anno. Ma la situazione è sotto controllo. Stiamo facendo una serie di riunioni proprio per accelerare i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza da parte della sovrintendenza. Dal 2019 al 2021 era stato avviato un progetto pilota di irrigidimento della muratura alla base del campanile, con un effettivo rallentamento dello schiacciamento delle pareti alla base della torre, che ora è invece ripreso. Ecco perché il Ministero per i beni e le attività culturali vuole avviare un nuovo progetto di messa in sicurezza. Il Ministero dei beni culturali ha stanziato una somma di 4.200.000 euro per la ristrutturazione e per la messa in sicurezza del campanile. Le opere sono a carico della Sovrintendenza di Venezia. Dopo l'incontro di luglio, il commissario Lita ha convocato un nuovo vertice per il prossimo 24 novembre assieme ai Vigili del Fuoco, la Soprintendenza Belle Arti, la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell'Università di Trento per parlare del progetto di restauro, consolidamento delle fondamenta e riduzione del rischio sismico della struttura. Rinnovato inoltre il piano di evacuazione in caso di necessità che riguarda le abitazioni a ridosso del campanile. Stiamo parlando di circa 80 persone e quelli che sono gli edifici adibiti a esercizi commerciali piuttosto che pubblici esercizi, e in più è stato ampliato il raggio interessato appunto da un'eventuale evacuazione, prevedendo rispetto agli originali 62 metri ulteriori 10 metri per i mezzi di soccorso.
La Commissione bicamerale ha dato l'ok questa mattina al disegno di legge sull'autonomia. La Lega esulta, ma l'opposizione va all'attacco. C'è un baratto in corso con il premierato. Parla di una nuova importante pietra che si aggiunge al grande edificio dell'autonomia Luca Zaia nel giorno in cui la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge Calderoli. Gli fa eco da Palazzo Ferrofini il capogruppo Alberto Villanova. L'approvazione del progetto di legge sull'autonomia oggi in Commissione è un passo fondamentale in questa scalata verso una riforma che serve al nostro territorio, al Veneto, ma serve a tutta Italia. La stiamo portando avanti con grande determinazione grazie all'impegno del Ministro Calderoli. È una riforma che serve a tutto il Paese per portare responsabilità e trasparenza a un Paese come il nostro, per farlo diventare finalmente un Paese moderno. Alla seduta della Commissione non hanno però partecipato i rappresentanti dei gruppi del PD, Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle che parlano di forzatura inaccettabile, mancherebbero audizioni e istruttoria. Nell'opposizione si fa largo un sospetto, per Andrea Martella, segretario veneto del PD, una certezza, ovvero che in corso ci sia uno scambio in maggioranza tra voto sul premierato, caro a Giorgia Meloni, e voto sull'autonomia, caro a Calderoli e alla Lega. Un baratto, lo definisce Martella, chiede un'ulteriore accelerazione invece da Treviso il leghista Mario Conte. Ovviamente queste sono battaglie epocali importanti che devono vederci tutti convinti, soprattutto in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà finanziarie, quindi l'autonomia oggi più che mai è una soluzione, così come il federalismo, e quindi io invito tutti i nostri parlamentari a crederci fino in fondo. Reazioni anche in Veneto sull'accordo Italia-Albania sulla gestione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo da navi italiane. L'accordo con l'Albania sui migranti è un successo storico, una novità epocale che ha 3 obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale. Per la prima volta, infatti, un paese terzo, l'Unione Europea, aiuterà uno Stato europeo nella gestione dell'immigrazione illegale. Il senatore Luca De Carlo attribuisce alla credibilità internazionale della Premier Giorgia Meloni l'accordo Italia-Albania sulla gestione dei migranti, con la creazione nel paese balcanico di centri di accoglienza per uomini, donne e bambine salvati nel Mediterraneo da navi italiane. Una svolta per De Carlo, ben accolta anche dal presidente ANCI Veneto Mario Conte, che definisce positivo ogni provvedimento utile ad allentare la pressione sui territori a patto di garantire, dice, la dignità degli stranieri accolti. Boccia senza appello l'iniziativa invece la sindaca di Pieve di Cadore, di origini albanesi. Tanto clamore, tanto fumo per questo accordo, ma innanzitutto lo trovo di difficile realizzazione dal punto di vista pratico e anche molto costoso, e poi i benefici non lo so, lasciano un po' il tempo che trovano, perché si parla comunque di 3.000 unità, tutto un pagare, poi per cosa, non lo so, per una cosa che potremmo fare tranquillamente qui in Italia. Solo propaganda, dice il senatore del Partito Democratico Andrea Martella, con i Dem che hanno chiesto di portare l'accordo in Parlamento. Che si possa fare una discussione di merito nella consapevolezza che anche all'interno della maggioranza di centrodestra ci sono problemi su questo tipo di intesa e che sicuramente problemi grandi verranno dall'Europa. Inizieranno lunedì le audizioni alla Quinta Commissione regionale Salute, appunto, del Consiglio del Veneto sul progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita, per il quale sono state raccolte le firme su iniziativa dell'associazione Coscioni. Accolta anche la proposta di ascoltare Stefano Geller, il 50enne vicentino al quale l'ULSS ha autorizzato l'eventuale ricorso al suicidio assistito. Una materia delicata che è stata affrontata anche ieri sera nel dibattito di Ring. Sentiamo un estratto della trasmissione. Nessuno si preoccupa della vita, nessuno si preoccupa di portare il diritto alle cure fino a domicilio, delle cure antidolore, delle cure palliative. Nessuno fa battaglie per questo, ma facciamo tutte battaglie ideologiche per la morte. Prima di correre a fare la gara a chi per primo dice io appoggio la legge sulla morte, perché tu da legislatore non ti sei mai preoccupato se oggi l'assistenza domiciliare funziona o non funziona e cosa possiamo fare per potenziare l'assistenza domiciliare? Perché per me la vita è questa. Anche la Corte Costituzionale dice che al malato vanno garantite le cure palliative. Esatto. Questo è un diritto a prescindere ed è già previsto in una legge, ma io non capisco il motivo per cui Valdegamberi, Finco e
e chi altri non vogliano permettere a una persona che è liberamente cosciente del fatto che vuole morire e in determinate condizioni di sofferenza indicibile, fisica, psichica, una malattia incurabile, terminale, a decidere per se stessa di mettere fine alla propria esistenza. Io volevo dire che apprezzo la proposta di legge di 5 candidati. Sono disposto ad appoggiarla ed è giusto. Però una cosa non esclude l'altra, esatto. Certo. Questa legge deve pensare a chi non vuole più soffrire, perché riguarda solo loro. Chi vuole vivere continuerà a farlo finché vorrà. A Padova ora nuovo ponte per il tram Volta Barozzo, i lavori partiranno lunedì, dureranno un anno. 95 metri di lunghezza e 810 tonnellate di peso sono le misure del nuovo ponte di Volta Barozzo, che sarà in acciaio come quello esistente, e i primi 2 interventi ci saranno già in questi giorni. Poi dal 13 novembre la chiusura dei 2 argini alle auto, quindi un anno di lavori per la realizzazione. Si tratta di un ponte nuovo che sarà anche in seguito alle nuove normative per i ponti simile a quello attuale ma più grande. Ci sarà quindi un anno di lavoro, però credo che poi con annessi ovviamente disagi sarà un vantaggio per tutta la città. Il ponte verrà posizionato di fianco a quello esistente dal lato delle chiuse e ci passerà il tram con 2 piste ai lati, una larga 3 metri per le biciclette dal lato della guizza, una di 2 metri per i pedoni dal lato delle chiuse. È certamente, insieme al capolinea, l'opera più importante della linea SIR 3, quella che unirà la stazione a Volta Barozzo passando per l'ospedale. Sostanzialmente verranno chiuse le 2 strade arginali e quindi per le automobili bisognerà trovare, lo indicheremo sia mediaticamente che anche in strada, una nuova viabilità, mentre per i passaggi ciclopedonali apriremo 2 nuovi passaggi, uno è quasi pronto, l'altro sarà pronto a breve. Nel frattempo, per limitare gli inevitabili disagi, verranno individuati percorsi alternativi per automobili, biciclette e pedoni, che saranno segnalati sia sul portale del comune Padova.net che con cartelli sul posto. Gestione della Safilo, oggi a Longarone in municipio si è riunito il comitato di sorveglianza. L'obiettivo è quello, come abbiamo sempre detto, mantenimento della capacità produttiva, e quindi dobbiamo essere vigili, e la tutela dell'occupazione, per cui oggi qui chiudiamo la vicenda Safilo per questa prima parte e poi avremo questo focus sull'occhialeria. Il 18 gennaio scorso il primo incontro, sul tavolo la notizia eclatante: Safilo non ritiene più strategico lo storico stabilimento di Longarone. Di lì in poi parte una trattativa serrata coordinata dall'unità di crisi dell'assessorato al lavoro della Regione Veneto. La chiusura con la cessione del ramo d'azienda al colosso del lusso Telios di LVMH e alla Innovatec dell'imprenditore friulano Carlo Fulchir. Un lavoro enorme riassunto stamattina al tavolo del comitato di sorveglianza socio-istituzionale riunito a Longarone. Essere riusciti a ricollocare 460 lavoratori attraverso l'operazione che abbiamo fatto, diciamo fin dall'inizio sembrava quasi una cosa impossibile, oggi ci siamo riusciti, ma abbiamo garantito anche la retribuzione e l'occupazione e non abbiamo creato nessuna difficoltà nell'ambito sociale sul territorio. L'attenzione, come dire, sarà alta perché purtroppo la Safilo non c'è più, abbiamo perso un'importante azienda nel territorio. La conseguenzialità di tutto questo ovviamente poi consiste non tanto nella preoccupazione
Per quanto riguarda il ramo d'azienda che è andato in Telios, siamo di fronte a una multinazionale, ma per un piano industriale relativamente Innovatec che non ci ha convinto. Mi preoccupa anche il fatto che la gente rimanga in cassa integrazione comunque anche con Telios per un lungo periodo. Questo lo abbiamo ovviato con la compensazione sulla retribuzione al 100% e siamo tutti orgogliosi di aver portato a casa questo risultato. È chiaro che sì, l'imprenditore nuovo Carlo Fulchir che si affaccia in questa Valbelluna è nuovo e quindi ma lo aiuteremo anche a realizzare il suo sogno. Ora l'attenzione socio-istituzionale rivolta a Marcolin dopo l'annuncio del fondo PAI Partner di cedere per 1,35 miliardi di euro. Se si riesce a fare comunque sinergia magari con altre aziende sul territorio del settore, potrebbe essere una soluzione che comunque possa garantire anche un lunghissimo futuro ad un'azienda che è un'altra delle aziende storiche sulle quali io non ho al momento non c'è nessuna paventata situazione di difficoltà. Mi preoccupa sempre un po' quando si perde il potere d'acquisto come sistema paese, e però sappiamo che qui il potere d'acquisto è molto legato alla capacità dei nostri lavoratori di essere di altissima qualità. Se si viene a investire qui, se ci sono degli acquirenti qui, se si viene a fare delle scelte di tipo industriale, vuol dire che qui c'è qualche cosa che altrove non si trova. Siamo a Belluno dove è stato presentato il calendario dell'Arma dei Carabinieri. Il potere delle parole scolpite per sempre nell'animo di due donne sul ponte tibetano di Perarolo di Cadore. Una ha perso il lavoro e non si sente più all'altezza dei suoi 3 figli. L'altra è la carabiniera Martina Pigliapoco, che non è una negoziatrice, la specialità dell'Arma che forma personale pronto a intervenire in situazioni imprevedibili e ad alto rischio. La storia del salvataggio concluso dopo 4 ore di dialogo incessante che alla carabiniera in servizio nella stazione di San Vito è valsa l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana conferita dal presidente Mattarella nel 2021 per il coraggio e la sensibilità mostrate nell'esercizio delle sue funzioni e che oggi viene riconosciuta in una delle 12 tavole del calendario dell'Arma 2024. Il nostro calendario non racconta mai semplicemente il passare del tempo, non racconta i giorni che passano, racconta storie, eventi, è un veicolo per un messaggio istituzionale per raccontare i nostri valori, ma come questi valori vengono trasformati in realtà in storie anche di vita quotidiana. È la storia del gesto eroico della carabiniera Martina Pigliapoco, traduce l'esortazione "Fidati di me", che è il filo conduttore dell'azione quotidiana dei carabinieri. Fidati di me, che è un messaggio molto importante, che forse è esattamente il DNA del carabiniere, che con la sua divisa deve riuscire a rassicurare le persone, guadagnandosene la fiducia per stabilire un rapporto che è il più naturale, il più vero, il più sincero possibile. Un calendario che è fra i più diffusi e tradotti al mondo e che per edizione 2024 porta la firma dell'icona mondiale dello stile italiano Paolo Pininfarina e del giornalista e scrittore Massimo Gramellini per la stesura dei testi. 12 tavole per 12 racconti di piccoli e grandi gesti d'altruismo e di impegno, tra l'altro contro la violenza di genere. È un fenomeno importante anche nella nostra provincia, è un fenomeno che permane nonostante la grande azione di sensibilizzazione. Su questo prestiamo grandissima attenzione, devo dire, supportati da una grande sensibilità della nostra Procura della Repubblica. Dobbiamo continuare a questo percorso di avvicinamento delle vittime, portando questo messaggio "fidati di me", perché insieme possiamo farcela a risolvere i problemi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Previsioni per giovedì 9 novembre. Sul Veneto nuvolosità in aumento da ovest nella prima parte della giornata. Nella notte nebbie diffuse, in particolare tra Verona e Vicenza, a banchi sul resto della pianura. Il cielo dal pomeriggio sarà coperto nell'intera regione, aumentando in serata la probabilità di precipitazioni, assenti invece in mattinata. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. In Friuli Venezia Giulia domani al mattino cielo poco nuvoloso o velato con nuvolosità più consistente in montagna. Dal pomeriggio cielo coperto con possibilità di precipitazioni in serata, generalmente deboli o moderate.
vento da sud. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. In Trentino Alto Adige nuvolosità irregolare in progressivo aumento nel corso della giornata, con precipitazioni deboli o moderate previste al pomeriggio, sera e nella notte. Nevose oltre i 1300-1500 metri circa. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 10 e 11 gradi. È tutto dal meteo di Antena 3. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.